Scratch vi è offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man. Gentile pubblico di Scratch, ben ritrovati. Questa settimana una puntata all'insegna dello scoppiettante, cara Ilenia. Buonasera a Mi tutti. trovo bene con questa pettinatura. Oggi c'hai a onda lunga. Oggi sì, ho cambiato ogni settimana. Ogni settimana mi porti una sorpresa tu, Oggi ti ho portato veramente una bella sorpresa, tanti begli ospiti. Una bella sorpresa, e dico anche di quelle sorprese che a me piacciono. Sai per quale motivo? Perché bando alle chiacchiere, quando qualcuno si prodiga per gli altri, questa pagina di Scratch da Libro Cuore, da Garrone, a me piace, perché oggi, diciamo una volta era retorica, oggi far del bene, parlare del bene è diventato da rivoluzionari, no? Oggi una coppia che resiste 40 anni sono rivoluzionari. Una volta invece erano dei pirla, no? Invece oggi siamo rivoluzionari, quindi dobbiamo riappropriarci delle vecchie regole che in qualche maniera, grazie anche alle nuove tecnologie, potrebbero fare grandi cose. Io ringrazio te, Ilenia, per avermi portato Enrico Pengo, Moreno Nicoletti e Matteo Varini, e poi spiegheremo cosa. Intanto grazie per essere qua. Io ti vedo sempre affaccendato a fare delle cose, sei un meccanico. Grazie a voi della possibilità che mi avete dato questa sera di presentare queste maglie. La possibilità ce l'hai dai tu a noi. Noi raccontiamo, se non ci fossero le persone, noi saremmo dei falliti, saremmo tutti disoccupati. Io dico sempre, la televisione non la fa chi la fa. La fanno quelli che riescono a far raccontare qualcosa. Certo. Se non c'è niente da raccontare noi non abbiamo modo di esistere. Quindi evitiamo di fare tanto gli sboroni, sai, dire facciamo questo, facciamo quello, noi facciamo niente, noi facciamo quello che riescono a fare gli altri. Quindi tu stai facendo questa bella promozione che a me piace. Sì, siamo giunti alla quarta edizione quest'anno e questa è l'anticipazione di quello che andremo a presentare il 28 di novembre al municipio di Camisano Vicentino. Che è una località in Veneto. Sì, e che lì viene localizzata una casa per ragazzi disabili, ci sono 40 ragazzi di 10 comuni e ci sono più di 100 volontari, e da qualche anno mi sono detto che volevo fare qualcosa per questi ragazzi, dato che ho la possibilità, che faccio parte di una squadra World Tour, la Lampre Merida, e ho la fortuna che già da 15 anni che sono meccanico della nazionale, conosco tanti atleti, conosco tante persone e grazie ai miei colleghi meccanici, massaggiatori, manager delle squadre e soprattutto gli atleti siamo riusciti a mettere assieme questa asta, perché grazie a loro sono riuscito a farla. Logicamente io in prima persona vado a chiedere, ma se non avessi tutte queste persone che mi danno una mano non sarei qui stasera. Guarda, ti faccio una domanda che credo che nessuno mai te l'ha fatta, preparati, ma voglio che la condivida anche Moreno. Allora, questa è un'asta online, regala un sogno, stai facendo del bene dei ragazzi che hanno delle problematiche, chi sono autisti, altri possono pensare che abbiano veramente bisogno di assistenza, e dove purtroppo le esigenze di mercato, è vero, del nostro governo che tagliano, se non ci fosse gente che si preoccupa per dare un contributo tra i volontari e qualcosa, insomma, sti qua sarebbero, come dico, aziacidi, no? Ma ogni maglia può essere venduta a 50 euro a seconda dell'offerta. Certo. Ma se andiamo a vedere il tempo che tu perdi, investi. Per ogni maglia andare a cercare, farti le notti in bianco, mi viene a me in mente, per andare a trovare questo corridore piuttosto che quell'altro, il procuratore, è una maglia che come investimento non ha un prezzo. Ma certamente sai che il mondo del ciclismo, come l'ho sempre detto, ha una marcia in più di tutti gli altri sport. Troviamo ragazzi che a fine, una volta che gli viene spiegato l'importanza della loro maglia per questa asta e dove vanno a finire i soldi, che ci sia la chiarezza e la limpidità, la trasparenza, non c'è mai nessun problema. Sai, tante volte per i ragazzi nuovi che partecipano per la prima volta l'asta non è facile. Ti posso dire che questa è una buona parte di maglie, ma ne sono altre in arrivo, come altre aziende nel mondo del ciclismo che mi daranno la possibilità di omaggiare di qualche prodotto dell'azienda per questa asta. Beh, poi mi darai lo scoop, però tu non hai bisogno di dire la trasparenza, basta guardarti negli occhi.
E la gente capisce, perché gli occhi sono lo specchio dell'anima. Io sono un tradizionalista, io capisco che adesso andrò a cazzotti con il signor Moreno e qua tutti sti email e tutte queste cose da social come lei linee mi fanno diventare pazzi. A me quando vedo una persona mi piace guardarla negli occhi e a quella persona gli do il portafoglio in mano, gli do la mia vita, perché se lo merita. E le email, queste cose qua, sono cazzate. Certo. Andiamo via col primo servizio, va? Il primo Giacobazzi Day l'avevamo detto L'avevamo detto la settimana scorsa c'era diciamo un piccolo servizio, oggi il servizio completo. Via la clip. La vita si può capire solo all'indietro. Siamo con la dottoressa Angela Giacobazzi, Asia Area Manager dell'azienda Giacobazzi Vini, conosciuta nel mondo dello sport delle due ruote ma anche nel mondo del vino. Sì, la vita si capisce guardando all'indietro, nel nostro caso perché è la storia di 4 generazioni che con la passione hanno creato un piccolo mondo legato al vino, legato allo sport e al territorio in cui sono nati. E quindi oggi portiamo avanti questa tradizione di famiglia che è legata appunto a un prodotto locale, il vino, l'Ambrusco in particolare, ma anche allo sport e alla promozione dei valori che lo sport porta con sé. 'Cause you're a sky full of stars. 'Cause you love 70 ettari di vigneti, 6 comuni in cui viene coltivato il vigneto, 50 secoli di cultura del vino. Non è solo Giacobazzi ma anche le cantine Gavioli e Donelli la realtà di questa azienda. Sì, esattamente. Nel corso del tempo abbiamo avuto la possibilità e la fortuna di ampliarci, abbiamo avuto l'occasione di espandere un po' la nostra opera non solo nel modenese ma anche nel reggiano con Donelli e oggi portiamo avanti insomma il messaggio che ci è stato tramandato da generazioni non solo della nostra famiglia ma da generazioni di lavoratori di questo territorio in giro per il mondo. Siamo al Giacobazzi Day, un'azienda notoriamente legata al mondo del ciclismo, al mondo dello sport in generale, con il presidente di questa azienda, Giovanni Giacobazzi. Allora, innanzitutto tracciamo 220 anni di storia molto sinteticamente attraverso lo sport. Sì, lo sport è sempre stato un aspetto molto importante del nostro lavoro, prima di tutto perché è una passione di famiglia, quindi il ciclismo, la Formula 1, il calcio e non solo. Quindi diciamo che la nostra storia è stata scandita da grandi tappe sportive, il ciclismo è sicuramente una delle più importanti, credo che a livello italiano forse la più importante insieme a Gilles Villeneuve e la Ferrari. Un prodotto molto apprezzato all'estero, ma anche in Italia comunque viene venduto con ottime percentuali. Sì, il Lambrusco è un vino estremamente attuale, molto moderno, da tanti anni è il vino italiano più venduto nel mondo e oggi si conferma ai primissimi posti, un vino che si adatta molto bene con le varie cucine, le varie culture internazionali, quindi ben si sposa in tanti mercati esteri. La vostra azienda si distingue anche con il succo d'uva. Sì, questo è un prodotto relativamente nuovo nel quale crediamo molto, che va verso una direzione naturale, oggi molto attuale, e quindi un prodotto completamente analcolico, completamente naturale, che permette di poter festeggiare insieme anche a chi non ha voglia di bere o chi non può bere per vari motivi, quindi fare festa senza avere le eventuali controindicazioni dell'alcol. Francesco Moser, presente a questa splendida manifestazione, il Giacobazzi Day, una parte del ciclismo dilettantistico ma che poi ha fornito tanti professionisti al mondo delle due ruote, si ritrova per festeggiarsi.
Mi ricordo quando io ero già professionista c'era la Giacobazzi che spopolava insomma nel ciclismo dilettantistico. Mi ricordo che dei migliori corridori venivano tutti da questa squadra che aveva avuto per diversi anni diciamo un po' la supremazia nel campo dilettantistico. Sono qui con grande piacere perché la famiglia Giacobazzi con le sue cantine è stata protagonista dello sport, è stata anche sponsor di un grande nome dell'automobilismo che è Gilles Villeneuve, però la grande passione è stata nelle due ruote, nel ciclismo, e tanti campioni sono passati da qui e oggi mi fa piacere che si parli di questa bella storia di grande passione della nostra terra, di Modena e dintorni, e di un prodotto veramente italiano e veramente di questa zona. Una squadra corse capace di mettere insieme l'Italia intera. Sì, si è detto più volte, la Ferrari, e spero che continui a essere la nazionale dell'automobilismo. Questo è un grande privilegio. Se c'è possibile un sogno nel cassetto? Ma nessuno in particolare, che la Ferrari mantenga questa notorietà in tutto il mondo, che veramente mi meraviglio anch'io andando in viaggio quanto Ferrari si è conosciuta. È sempre in positivo e questo mi fa molto piacere. ...220 anni di storia di questa azienda, in gran parte, possiamo dirlo, di Antonio Giacobazzi, che è colui che continua a portare avanti la tradizione familiare. Io la storia non l'ho vissuta tutta, però documenti abbiamo, tramandati tanti ricordi e tante cose, anche attrezzature. 220 anni sono molti, io ne ho vissuto almeno un terzo. Oltre un terzo, perché fin da piccolo giravo per cantina, mi tenevano per mano, avevano paura durante il periodo della vendemmia perché le esalazioni delle fermentazioni erano un po' pericolose, altrimenti io ero sempre dentro e fuori in cantina con qualche adulto che mi accompagnava e i miei entusiasmi erano qua. La passione per l'enologia, la passione per il vino si è trasformata anche in un'altra passione, l'abbiamo visto nel museo all'interno dell'azienda. Sì, un ritorno al passato per tutti quelli che erano gli strumenti, le attrezzature che servivano per ottenere quei risultati che i nostri avi hanno ottenuto e costruito giorno dopo giorno, e ci hanno dato la possibilità di avere noi risultati forse ancora migliori. La tradizione è la base della nostra storia, senza di quella non avremmo potuto costruire quello che stiamo facendo oggi. Mi ha fatto molto piacere l'invito perché, come detto, è un pezzo di storia recente del ciclismo, del mondo dilettantistico, con grandi personaggi che hanno indossato una maglia colorosa di grande spessore, per cui ne sono davvero felice. Anche il nostro commissario tecnico attuale, Davide Cassani, ha corso per questi colori, per cui sono venuto con molto entusiasmo ma anche con tanta curiosità per ritrovare tanti visi noti, tanti atleti che hanno indossato anche maglie azzurre, che hanno vinto titoli importanti. Insomma, rivederli dopo qualche anno fa sempre piacere. La nostra vita è piena di storie, per cui raccoglierne sempre di più anche solo nel passaggio da Modena a qui, con appassionati di ciclismo si sentono sempre
le attualità, le ultime informazioni, anche le differenze fra quello che è il ciclismo di questo tipo di epoca che è recente con quella attuale che è già completamente differente, per cui godiamoci la giornata e complimenti davvero a chi ha voluto celebrare e riconoscere questa giornata. Importante amministrare una realtà ricca di ciclismo e ricca anche di aziende industriali come la Jacobazzi. Sì, è vero, è molto importante, ma è anche un grandissimo orgoglio, devo dire, perché è una realtà che si è contraddistinta nel tempo e continua a farlo, per cui una storia che continua e che io mi sento di voler in un qualche modo anche incentivare sul territorio. Per cui per me, dicevo anche prima parlando con gli organizzatori, è un grandissimo onore essere qua e credo che per noi sia un evento eccezionale. La Unione Sportiva Calcara, società di un piccolo paese in provincia di Bologna, compie 70 anni di attività ininterrotta dal 1945. Ha sempre avuto la squadra agonistica e sempre organizzato gare. Non sono in molte nel panorama nazionale che possono vantare un simile record. A festeggiare questa particolare ricorrenza, il presidente dell'Unione Sportiva Calcara ha avuto l'idea di una celebrazione in grande, ha chiamato tantissimi ospiti, ma soprattutto il parterre, quello dei bambini, che è il più importante, ad assistere. Andiamo a sentire cosa hanno dichiarato ai nostri microfoni questi personaggi importanti, tutti molto contenti di essere ospiti dell'Unione Sportiva Calcara. Francesco Moser, che non ha bisogno ovviamente di presentazioni, da tanti anni nell'ambiente del ciclismo a tutti i livelli, però quando si scende a questo livello e vedere in realtà che da 70 anni sfornano dei giovani, credo che sia un'emozione particolare per un grande appassionato. Beh, la linfa del ciclismo sono le società, se non ci fossero le società sportive come questa, e come ce ne sono tantissime altre, non esisterebbe il ciclismo, perché bisogna avere gente che ha la passione di star dietro ai ragazzi, di metterli in sella e poi di portarli a correre. Insomma, l'impegno è grande per i dirigenti e anche per quelli che si occupano direttamente dell'attività sportiva. Il nostro presidente Renato Di Rocco con la storia del nostro territorio, Adriano Amici, che è uno degli esponenti principali della Bologna ciclistica, però questa US Calcara dopo 70 anni ha ancora l'entusiasmo di un ragazzino, 70 ma non li dimostra, frase fatta ma sempre attuale. No, è totalmente vero, perché l'abbiamo registrato da tutti gli interventi, c'è tanto entusiasmo, c'è questa passione che è la nota di base per tutto l'evento, e devo dire che ascoltare davvero con attenzione, con particolarità tutta la ricostruzione dei 70 anni e poterla così dimostrare con documentazione straordinaria, perché sai, in tempi di guerra molte società hanno perso tutta la documentazione, tutto quello che era lo storico all'interno, invece devo dire che grazie a questa staffetta che hanno fatto volontaria e spontanea e continuata fra presidenti e segretari, devo dire che davvero per un presidente federale oggi è una di quelle giornate che ti riempiono di gioia, ti responsabilizzano anche di più, però insomma qui c'è l'Italia che cresce, c'è l'Italia che non ha mai smesso di lavorare, siccome oggi
a livello governativo si pensa sempre a quell'Italia del fare. Io credo che il mondo del ciclismo in particolare, ma lo sport in genere, non si è mai sottratto, ha sempre fatto in maniera volontaria, ha sempre affrontato anche momenti di dramma come quelli della guerra e momenti difficili dal punto di vista economico come quelli che stiamo vivendo attualmente, per cui una pacca sulla spalla a tutti i dirigenti e un grazie infinito perché sono bravissimi. La nostra famiglia è una famiglia nata sul ciclismo, io direi che l'ombelico mio è una ruota fondamentalmente. Sono nato con l'ombelico, ho fatto bicicletta, pertanto è questo che mi ha portato ad avere una passione, trainato ovviamente da tutta la famiglia, ma non soltanto di mio padre ma anche da uno zio che andava molto forte, e poi dopo successivamente la mia sfortuna o fortuna è stata quella che le prime 11 corse da esordiente a 16 anni le ho vinte tutte in seguito, pertanto non soltanto in me ma anche in tutto il mio entourage è venuta questa cosa. Chiaramente il mio periodo era un periodo che era molto diverso, adesso farei delle cose diverse con sacrifici più importanti, più grossi di quelli che facevo io, però in famiglia chiaramente c'era bisogno anche di uno che lavorasse, pertanto io mi allenavo, lavoravo e poi correvo anche, pertanto la mattina molte volte mi trovavo quando gareggiavo che avevo le gambe tutte gonfie e grosse, dove non si era ancora scaricata la fatica della vigilia della corsa. E poi niente, ho preso a casa Monsuno c'era la passione di fare un circuito, da lì è cominciata la mia passione e ho avuto, come devo dire, la fortuna di trovare tutti i miei ex colleghi che adesso fanno anche direttori sportivi tra l'altro, di avere una credibilità che mi ha dato la possibilità di andare avanti. Ho conosciuto delle persone molto importanti e qui non voglio fare pubblicità, ma con la Granarolo che mi ha dato un supporto quando il grande Franco Mealli e Mioli, l'indimenticato Mioli, che mi hanno chiesto di poter dare una mano al Giro dell'Emilia, è venuta avanti in me questa passione che io dico, ho lasciato 42 anni di commercio in negozio dove probabilmente quello che ho l'ho fatto con il commercio con il mio papà. Non mi è mancato quello di lasciare il commercio, se mi mancasse la passione di organizzare, se mi mancasse questa passione che è diventata anche lavoro, sentirei veramente un vuoto molto grande nella mia vita. Daniele Ruscigno, neo sindaco di un neocomune, l'Unione di Cinque, che è diventato il comune di Valsamoggia ed è la culla del ciclismo bolognese. Tu sei molto giovane, non puoi ricordare tutta la storia che abbiamo visto oggi, credo che sia un doppio onore rappresentare le istituzioni in queste sedi. Un onore e un orgoglio, anche perché oggi abbiamo visto la storia, i primi 70 anni di questa storica associazione sportiva, e ripercorrere in quelle foto, in quelle immagini la storia del nostro territorio è stata veramente un'emozione che ci sprona naturalmente a fare sempre meglio. Noi siamo arrivati a fare questa riforma amministrativa che ha messo insieme i nostri 5 comuni, un po' come nello sport, si sono messi insieme già da tantissimi anni le nostre società sportive e quindi creando eventi per tutto il nostro territorio. Quindi oggi è un punto in cui facciamo la fotografia del passato ma anche diamo uno sguardo verso il futuro e credo che ci siano delle buone basi. Davide Balboni, da grande avversario dell'Unione Sportiva Calcara, da atleta, hai avuto anche il piacere di vincere qui. Credo grande soddisfazione anche essere il loro presidente. È grande orgoglio perché 70 anni sono veramente un pezzo importante della storia, non solo ciclistica ma anche proprio dell'aspetto sociale di tutto il paese, tutto il comprensorio di Calcara. Le istituzioni, come ho ricordato prima, fanno poco perché sono le società le vere protagoniste. Noi siamo veramente molto contenti di avere una società come la Calcara tra le nostre fila e sono veramente convinto che possa avere anche un grande futuro. Lauro Raimondi, tanta fatica ma ne è valsa la pena? Beh, direi di sì, nel senso che è andato tutto abbastanza bene, siamo stati contenti per gli ospiti, ci manca per il momento Cassani ma lo vedremo fra pochi minuti al ristorante, quindi completeremo il cerchio di quello che io l'ho detto nel mio intervento,
sono stati inviti ad ospiti che sono dei numeri uno, perché questo è importante. Moser, il presidente, amici come organizzatori, cioè abbiamo cercato in ogni settore, il direttore sportivo della Lampre, abbiamo cercato di prendere dei numeri uno perché secondo noi 70 anni sono una cosa abbastanza particolare che andava onorata in questo modo, quindi sì, ne valeva la pena. Davide Cassani dopo tanti anni torna sul luogo del delitto, perché tanti anni fa hai dato un dispiacere all'Unione Sportiva Calgara vincendo la loro corsa di apertura da juniores. Sono passati tanti anni, oggi ricambi il favore nei panni di commissario tecnico della nazionale. Se te lo avessero detto. Guarda, sono passati 36 anni, c'eri anche tu perché tu quel giorno arrivasti ottavo, perché eravamo 7 in fuga. Io riuscii a vincere nonostante 3 corridori della Calderara, Magni, Zecchi e Ghini. Arrivo secondo Magni, terzo arrivò Pamini e tu arrivasti ottavo. Fu una soddisfazione incredibile perché era la mia prima vittoria da junior nel 79, poi ne arrivarono altre 8, ma sicuramente non pensavo in quel momento che avrei potuto passare professionista e addirittura diventare commissario tecnico. Settant'anni portati bene, perché oggi è una festa straordinaria, questa società che ha tanti giovani tesserati, esordienti, allievi, giovanissimi e quindi sono qui anche per questo, perché è una di quelle realtà che fanno bene alla regione, fanno bene al ciclismo. Ben entrati in studio amici di Scratch. Moreno, io parlavo, tu cosa fai nella vita? Dai. Procuratore sportivo, ho organizzato le ultime tappe che sono arrivate a Vicenza, la prima 2013, mancava 17 anni, l'ho portata io e Mauro Vegni mi ha lasciato disegnarla e farla a mio piacimento. Ma sai cosa mi piace sta qua, uno scoop? Perché l'hanno portata tutti. Tutti mi hanno detto l'ho portata io, ma sai quanta gente? No, purtroppo per loro, purtroppo per loro l'unico, non per prendermi i meriti, perché sempre con il mio gruppo dove c'è Claudio Pasqualin, quest'anno ho messo l'amico Matteo Marzotto presidente, ha accettato lui, Matteo Marzotto presidente, l'altra volta avevo messo Stefania Villanova, la moglie di Tosi, del sindaco di Verona. No, la tappa anche quest'anno l'ho riportata. Ho fatto l'arrivo di Monteberico, perché ha un senso l'arrivo di Monteberico, perché sono anche vicepresidente, ce ne saranno 20 a sto punto di vicepresidenti, e Claudio Pasqualini è il presidente del comitato che porta la candidatura per Vicenza 2020 per i mondiali di ciclismo nel Veneto e a Vicenza. Che dovrebbe essere cosa fatta, tra virgolette. Diciamo che è quasi cosa fatta. C'è stata la delegazione che è andata a Richmond, Claudio Pasqualini e il presidente, e Belluscio Alessandro che è il consigliere, sono stati a Richmond, hanno parlato con Cookson di nuovo, abbiamo avuto varie riunioni, sembrerebbe cosa fatta, però finché non ci arriva proprio la conferma, penso l'anno prossimo, e noi continuiamo a lavorare. Sei vicino anche al progetto comunque in qualche maniera che lega Enrico Pengo. Vabbè, assolutamente sì, l'anno scorso da 2 anni mi ha coinvolto. I miei hanno proprio un diktat mio di consegnare le maglie, ma lo farebbero lo stesso perché la causa è molto buona. E dopo per gli altri corridori che ho io, oppure gli amici corridori o gli altri miei amici procuratori, dove posso dare una mano a Enrico, io ci sono. E guarda, io di solito dei procuratori vedo quelli un po' altisonanti del calcio, che devo dirti la verità, un po' come prima con Enrico, se li devo vedere in faccia, tu cur, insomma, non c'hanno una faccia proprio da brave persone. Voglio dire, ma no, non faccio nomi, cioè, ma sai, quei procuratori un po'... hai capito? Tu c'hai gli occhi anche tu molto trasparenti, molto belli, molto rilassato.
Ma sì, adesso sì, perché hanno firmato tutti i miei corridori, però fino a 20 giorni fa avevo anch'io i miei problemi, perché adesso ci sono sempre meno squadre, la crisi si è fatta sentire anche nel ciclismo e purtroppo vanno avanti i corridori che hanno risultato. Però un corridore che nasce per fare il gregario, passa professionista e si trasforma in gregario, logicamente non può vincere e lo devi, tra virgolette, vendere e valorizzare per quello che sta facendo. E allora bisogna seguire, cominciare dall'inizio dell'anno, sui programmi che la squadra fa. La sera quando avevi letto anche qualche problema anche personale, immagino. No? Sì, no, diciamo che... No, personale nel senso anche di sentimento. No, è fatto di sentimento questo lavoro qua, perché se no non mi prenderei a cuore dei corridori. Non faccio nomi, uno mio che si è rotto il femore, ha sbagliato stagione e tutto, sono riuscito a trovare squadra, però è stato incastrando tante cose e la fiducia che i team manager ormai dopo 10 anni hanno di me. Che bella persona che sei, guarda Moreno. Vabbè, grazie. Comunque ne parleremo. Io ti voglio ancora qua e spero al più presto possibile. Una bella puntata. Sì, perché sono cose che mi acchiappano tanto. Guarda, poi mandiamo il primo servizio del trofeo, ma non ti piange il cuore vedere veramente quasi centinaia, si può dire, di corridori senza contratto, io dico uomini senza lavoro. Ce ne sono, è il problema fondamentale di noi procuratori, perché tanto siamo in 15 tutto il mondo, non è che... Cioè, ti devi prendere a cuore, perché per me sarebbe facile avere 60 corridori, perché 60 corridori è uguale fatturato e lavoro. Sì. Però già con i miei 13, pensare che c'è chi ha un figlio, chi ha una famiglia, devo trovare il contratto, è lì il problema nostro, perché magari ti sbagli una stagione e o lo fai con il cuore e lo fai bene, oppure diventa veramente un massacro per i corridori. E ci sono alcuni procuratori che purtroppo vedono solamente i numeri e per questo c'è questo problema che hai citato tu, di tanta gente a spasso. E non è il tuo compito certo risolvere questo problema, se non c'è forse... No, però se posso dare una mano, l'ho fatto con Bruno Pires. Sì, però voglio dire, sono quelle mani to cure, nel senso che assolutamente non si risolve l'impianto. No. Ilenia, io direi con Bolzano, bella gara, un percorso a metà tra i biker e i ciclocrossisti, bisognava spingere molto. Abbiamo visto delle belle soluzioni. Delle belle gare anche combattute, specialmente nella categoria allievi, dove ho visto anche Luca Dal Lago stesso, insomma, che giocava in casa, sta andando veramente bene sto ragazzo. E una nuova vincitrice per quanto riguarda le donne Open e finalmente mandiamo via il Pacagnella. Finalmente. Allora mandiamo via esordienti allievi? Intanto mandiamo gli esordienti allievi, via la clip. Centro Ciclocross Bolzano per il 24esimo trofeo della città che ci ospita, quindi belle le immagini, poi i colori autunnali sono i colori più belli di tutto l'anno. Nino Lazzarotto e Valentini ci stanno consegnando una pagina importante. Intanto salutiamo proprio Valentini, ripreso dalle nostre telecamere, ci consegneranno sicuramente una giornata importante. Anche dalle prime immagini vediamo questi bambini, un po' come succede nel nord Europa, che cominciano a prendere confidenza e a capire come si sta in equilibrio su una bicicletta. La partenza degli esordienti sono maschi e femminucce, è un percorso questo particolare rispetto ad altri, oppure rispetto a quello di Val Lagarina, dove c'era veramente dei saliscendi e soprattutto delle pendenze importanti, dove hanno premiato di più i biker. Oggi è un crocevia tra biker puri e mezzo ciclocrossismo. Qua vediamo in questo tracciato, dove bisogna rilanciare molto, chi sarà penalizzato. Andremo anche a capire quali sono i corridori che più hanno confidenza con questi tipi di percorsi. Vediamo intanto già dalle prime battute la Marta Zanga, che vediamo come è capace di rilanciare, quindi prendere dei secondi preziosi di vantaggio ogni giro e ogni curva di quei tornanti. Questa è la parte rivierasca dove c'è l'Adige e in pratica qui i corridori cominciano ad avere sulle gambe già qualche ascesa importante. Vediamo bene comunque Marta Zanga del team Bramati e in seguito vediamo già da Borghesi della Carraro Team Trentino. Per quanto riguarda invece i maschietti abbiamo visto prima Davide De Pretto, Capra Manuel, Luca Malfatti. Alcune preferiscono salire in bicicletta come è giusto che sia. Bello anche questo tipo di asperità, questi piccoli, diciamo così, ostacoli che riescono a farci capire chi ha la gamba anche del
corridore, perché è importante anche saper correre nel ciclocross. Ecco, è bello anche capire come mai tante volte un corridore rispetto a un altro in una gara fa un'ottima prestazione, in altre un po' più opache, e questo vuol dire anche dei percorsi. Oggi è un percorso completamente diverso da settimana scorsa, è un percorso dove chiaramente premierà di più un corridore forse più completo, diciamo un corridore tra il biker e il ciclocrossista. Ancora fasi di questa bella gara, abbiamo visto ancora con il dorsale 49 Luca Malfatti, poi subito dietro Manuel Capra, e poi vedremo tra poco cosa sta succedendo tra le donne, ma crediamo che in questo punto, fino a questo momento, Marta Zanga sta facendo un po' la gara su Giada Borghesi, man mano la Turner Cristina dello Sunshine Racers Nals, e poi abbiamo la Lara Crestanello, la Capasso Alice, Cassol Camilla e Beraldo Alessia. Abbiamo visto adesso passare proprio la ragazza del team Willier Breganze. Ancora con il dorsale 74 vediamo Alice Capasso che chiude in pratica in terzultima posizione. Questa è la numero 71, la Arianna Daldin, la quale ha avuto qualche un'incertezza all'inizio, sta cercando di recuperare molto. Paesaggi meravigliosi, i colori dell'autunno sono i colori più belli della stagione e noi li possiamo offrire con queste belle immagini che ci arrivano da Bolzano. Ancora Capra Manuel lo abbiamo visto, accompagnato da Cao Marco, Luca Malfatti, con il 45 Igor Gallai che sta cercando di rosicchiare qualche punto per poter indossare la maglia di capoclassifica, approfittando anche delle assenze, delle concomitanze. Abbiamo saputo, vediamo che c'è anche il Giro d'Italia di ciclocross e quindi giustamente qualche atleta cerca di approfittare di queste assenze. Bene ancora la Marta Zanga, la vediamo sempre più leader in questa gara, e bene anche Giada Borghesi che cerca di sopravanzare e riesce a sopravanzare Lara Crestanello, e poi di seguito la Turner, la Daldin, Capasso e quindi Cassole e Beraldo. Pescatori in questo momento, e intanto vediamo la primo arrivo è Davide De Pretto che vince su Luca Malfatti con il 49, segue Manuel Capra con il dorsale 42, bene anche Marco Cao, lo vediamo tra poco, lo vedremo adesso, e poi dopo Pessotto con il 46 subito di dietro appunto a Cao, Grisotto, Calovi, Perosa, e chiude Trentin Riccardo il lotto dei 10 concorrenti, dei 10 piazzati. Questi sono i top player, diciamo così. Ecco Perosa. Per quanto riguarda le femminucce, è proprio Marta Zanga che vince su Giada Borghesi, la vediamo, Marta Zanga, Giada Borghesi al secondo posto, Lara Crestanello al terzo, e poi la Turner, la Daldin, la Capasso, Cassol e Beraldo. Intanto passeggiate, adesso chiaramente le interviste, dopo vediamo la restrizione delle maglie, vediamo le capi classifiche con tutto il podio, e poi ovviamente il podio degli esordienti maschietti con la maglia di leader, e adesso le interviste. Non ho fatto una bella gara, però si spera nella prossima. Comunque oggi hai la maglia, con una bella soddisfazione. Sì, sì. Una bella vittoria, oggi bisognava rilanciare molto, pensavo che insomma i mingherlini dovevano pagare dazio, invece tu hai una muscolatura molto forte. No, era un bellissimo percorso, molto adatto alle mie caratteristiche, perché io sono forte soprattutto nei rilanci dopo le curve, perché mi viene naturale, ed è arrivata una bellissima vittoria. Pensavo oggi una gara migliore da parte tua, più che altro perché sei possente, nei rilanci potevi dire la tua, non è andata così? No, ho avuto un po' di sfortuna all'ultimo giro e mi è caduta la catena e i miei compagni mi hanno passato, ho cercato di recuperare ma non ce l'ho fatta. Devo ringraziare il mio allenatore perché mi ha preparato bene per questa gara e il percorso era molto bello, adatto a me perché era scorrevole e io che peso poco andavo meglio. Ecco qua, gara seconda di giornata, questa è la categoria allievi primo e secondo anno e quindi tutte le donne allieve. Qua a Fontana Filippo è presente, lui non è andato a Fiuggi, evidentemente il papà
è anche è stato un grande ciclocrossista e credo di interpretare il suo pensiero, è quello di dire fai un buon Triveneto senza tanto stressarti e poi dopo sarai pronto per i campionati italiani. E io credo che Filippo Fontana sarà uno dei candidati al tricolore di quest'anno proprio a Monteprat dall'amico Pontoni. Ma adesso vediamo la partenza degli allievi al secondo anno, abbiamo detto con capoclassifica Filippo Fontana, e adesso partono anche gli allievi del primo anno con il capoclassifica dal Lago Luca, che l'abbiamo avuto settimana scorsa ospite qua in studio, e adesso partono le allieve, le donne, lo vediamo da dietro, eccole qua che partiranno tra pochissimo. Questi sono ancora gli allievi al primo anno. Quindi donne con la Ilaria Pola, una bella Patrizia Critelli che sta crescendo gara dopo gara, e ci fa molto piacere questo, anche Martina Toffanin, che anche lei gara dopo gara sta cercando di trovare la forma e il piglio giusto. Io credo che anche questa sia una ragazza che sia portata molto al ciclocross. Anche qua vediamo in questo tratto come necessiti rilanciare la bicicletta e che qua riescono a prendere tanti secondi coloro che hanno la potenza nelle gambe, come Ilaria Pola in questo caso, e abbiamo già visto con il numero 3 Filippo Fontana che rompe gli indugi e cerca di fare una gara particolarmente all'attacco rispetto anche a settimana scorsa, dove veramente per lui quel circuito di Vallagarina è stato un circuito, diciamo così, un po' ostico. Oggi è un crocevia e io credo che oggi proprio Filippo Fontana possa essere un interprete magistrale di questa gara dedicata agli allievi al secondo anno. Per quanto riguarda gli allievi al primo anno abbiamo Vidottoli davanti, subito con Luca Dallago, con 12 Kevin, poi abbiamo Daniele Sflati e Luca Saligari, sono coloro che stanno facendo un po' gara a sé. Anche qua sarà una bella lotta con un Luca Dallago che sicuramente vuole mantenere la leadership del trofeo Triveneto sempre più appassionante e crediamo anche sempre più diciamo così affollato, perché a novembre cominciano veramente tutti quanti a strizzare l'occhio a questo tipo di disciplina. Quanto riguarda le donne abbiamo visto con il dorsale numero 63 la Patrizia Critelli a ruota di Ilaria Pola, col 55 abbiamo prima visto la Toffanin e adesso la Guadagnin Marina, con il 56 Beatrice Pozzobon del Mosole e poi via via tutte le altre con la Graffi, la Giglioli, Marianna Angelica, Girardi Ludovica, e quindi con il 64 la vediamo in questo momento e si tratta dell'atleta, abbiamo visto prima appunto la Milani e poi la Zattera. Questo è il percorso saliscendi con questi ostacoli e gara con un Luca Dalla Valle dietro a Fabio Vidotto e un tira e molla in questo percorso, specie in questo tratto in pianura dove chiaramente il gap si va a ridurre particolarmente, visto prima le asperità. Con i 60 ancora una bella prova di Ilaria Pola, qua vediamo la Critelli, bellissima gara per queste due atlete, e ancora questa qua con il dorsale 57 Martina Toffanin. Davanti a lei abbiamo la Guadagnin e quindi questo è il percorso dedicato agli allievi, con un Laverda attento osservatore e osserva sicuramente un Filippo Fontana che sta lasciando indietro e con parecchio anche di vantaggio, sarà circa una ventina di secondi Marco De Piaz, dietro David Ravanelli, poi abbiamo Matteo De Franceschi e Felice Manuel Christoph Lucas. Ancora una bella pedalata in questo saliscendi, abbiamo visto proprio Marco De Piazza all'inseguimento di uno scatenatissimo Filippo Fontana. Queste sono le retrovie, abbiamo visto anche Davide Ravanelli con il dorsale numero 1, eccolo qua, impegnato in questo tratto abbastanza impegnativo, dove
in ogni angolo di questo tracciato occorre spingere notevolmente, e qua vediamo le doti dei passisti. Io credo che oggi Dal Grande, lo vedremo poi in seguito, patirà molto. Bene comunque sta facendo la gara Luca Dal Lago, è sempre lì che sta tirando come un forsennato. Io in cronaca ho visto tante volte chiedeva anche il cambio, ma sia Vidotto che 12 non glielo davano, quindi è segno che vogliono portarlo all'arrivo e poi giocarsela là. Bene la Critelli, l'abbiamo vista con Ilaria Pola che sta andando un gran bene, ma sono lì attaccate una decina di secondi. Ancora abbiamo visto prima con il dorsale 63, ma abbiamo visto anche la Toffanin, la Guadagnin, la Pozzobon. Ecco ancora la Critelli impegnata in questo rettifilo, e ancora un Filippo Fontana sempre più leader della corsa di Bolzano. Ricordiamo, questa è l'ennesima prova, la sesta prova del trofeo Triveneto di ciclocross, e quindi già cominciamo a delineare una classifica, ma nulla è detto, perché comunque dobbiamo arrivare con, abbiamo detto, novembre e dicembre, dove i ciclocrossisti in massa e anche coloro che hanno un momentino sospeso l'attività per il giusto riposo sicuramente verranno affascinati e strizzeranno l'occhio ai vari percorsi, già a cominciare da Laives, e perché no, per poi proseguire con l'internazionale Mastercross, quella di schio che fa parte sempre comunque con punteggio del trofeo Triveneto. Bella questa pedalata ancora di Luca Dalla Valle, sta migliorando molto. Queste donne stanno andando a suon di musica lanciati dallo speaker Moreno Martin, e quindi un tocco di allegria importante. Anche questo è decisivo quest'anno, avere uno speaker così che riesce a tenere tutti quanti col fiato sospeso. E intanto vediamo il vincitore degli allievi al secondo anno, Filippo Fontana, giustamente coglie l'applauso del pubblico con un Marco De Piaz, un ottimo secondo posto con lui, d'altronde ha avuto a che fare contro un fenomeno. E bene anche David Ravanelli, una terza posizione la sua di grande prestigio. De Franceschi e Felice Manuel. Prima posizione per Fabio Vidotto della Sportivi del Ponte, Dal Lago Luca al secondo posto, e poi Kevin 12. Sfilati Saligari, Deramo, Vettorè e Dalla Serra. Per quanto riguarda le donne, vediamo la Ilaria Pola su Patrizia Critelli, Martina Toffanin, veramente molto brava questa atleta, in terza piazza. Eccola qua, bravissima anche Martina. Segue la Guadagnin, Pozzobon, Graff, Giglioli, Girardi e Pauletto. Ecco le maglie, sempre più leader Filippo Fontana, e quindi si gusta questo momento anche Luca Dal Lago che resiste, e quindi la Marina Guadagnin, grazie alla sua posizione, insomma, tiene la maglia. Una bella vittoria, hai saputo anche tu rilanciare. Sì, era un percorso molto piatto, non adatto alle mie caratteristiche, però me la sono cavata e sono contenta di come è andata. Guadagnin, allora, sta maglia è ancora tua? Sì, è ancora mia, anche se il percorso di oggi era un po' difficoltoso per me, perché il guidato non è mio forte. E bravo Filippo, che devo dirti? Oggi era un percorso atipico, bisognava rilanciare molto, non hai avuto nessun problema. Sì, i primi 2 giri, diciamo, siamo partiti forte io e Marco, e all'inizio non pensavo sinceramente di staccarlo, poi ho accelerato un attimo e è andata bene, sono arrivato primo, dai. Sì, è stata come una gara in pista, ci continuavamo a guardare, solo qualche volta qualcuno prendeva l'iniziativa, siamo stati sempre in 4, a volte nelle ultime tornate si sono aggiunti qualcheduno, e all'ultimo rettilineo Fabio ha avuto molta più forza di me, mi ha staccato e sull'ultima salitella non sono riuscito a prenderlo. Ma tieni la maglia, questo è importante. Vedendo che tirava sempre, avevo anche abbastanza forza, sono riuscito alla fine. Ben rientrati in studio, intanto bella gara, bella giornata, hai visto che cielo meraviglioso. Bellissima giornata di sole, quindi d'autunno top. Ricordiamo Lives replica con il discorso di Bolzano in pratica, chiude l'Alto Adige e poi ci sarà Merano. Ci sarà Silandro poi a dicembre, però intanto la seconda tappa altoatesina sarà appunto domenica a Lives, che è stata presentata in studio la settimana scorsa. Esatto, io voglio ritornare ad Enrico Pengo, cosa ti auguri di incassare quest'anno per questi bravi figlioli che ricordiamo è una casa famiglia dove si occupano
tanti volontari, mi pare un centinaio, per dare una dignità a delle persone che hanno esattamente tutti i nostri diritti e quindi noi abbiamo il dovere di occuparci, abbiamo già detto tante volte, delle persone meno fortunate o tra virgolette che hanno più bisogno, perché a me non me ne frega un tubo chiamarli diversamente abili, col cacchio, sono diversamente abili se dai, bisogna dare qualcosa. Certo. Ma non si può mai fare una stima sulla beneficenza, perché sai, il momento che sta attraversando l'Italia lo sta attraversando anche gli altri quando stiamo paesi. parlando di miliardi, ragazzi, io sono un poveraccio e nessuno è più poveraccio di me, ma un'offerta la farò e non sarà certo di 50 euro per la maglietta, cioè almeno se devo mettere la faccia la metto per 200 euro la faccia, hai capito? La cosa importante e bella è dare la possibilità, come ho visto l'anno scorso, e anche tanti ragazzi, allievi, junior, spinti un po' dai genitori, anche a prendere le piccole cose, dare un gesto, no? La cosa che mi gratifica è che la notizia è arrivata in tutto il mondo e l'edizione 2014 veramente hanno cliccato dal Giappone, dall'Australia, dall'America, dall'Argentina, ma sono poi state anche spedite le maglie. L'anno scorso abbiamo raccolto 10.000 euro, è una cifra buona, diciamo, per i tempi che corrono. Abbiamo fatto 3 anni di rodaggio e quest'anno penso per me è l'anno zero. Da quest'anno, grazie anche alla tua trasmissione, perché ripeto, l'anno scorso quello che hai fatto te per l'asta te ne sono grato. Ho voluto dare... Mi dispiace dirti, a me sembra, io ho fatto un tubo. Sì, te non ti rendi conto di quello che hai fatto, ma tutti ne hanno parlato e quest'anno con Ilenia ho parlato, ci tenevo che fosse l'anticipazione a tutto, perché poi sarà la RAI, la Gazzetta, gli organi più importanti che abbiamo in Italia a parlarne, però grazie a te abbiamo raggiunto anche un obiettivo. Sai, l'anno scorso avevamo l'avvocato Pasqualin, che era un ottimo testimonial, non era facile sostituirlo, ha accettato Ivan Basso a essere testimone dell'edizione 2015, questo mi fa piacere e onore, e anche a lui. Se vuoi un'anticipazione della maglia che sto aspettando... Stavo proprio chiedendoti questa cosa qua. C'è una maglia importante di Chris Froome che sta per arrivare, e questo è veramente importante perché dà un gesto, un qualcosa in più alla nostra asta. Bene, guarda, io la batto qua, io offro già 200 euro per quella di Christian Froome e offrite di più se siete in grado. Tanto è vero, caro Moreno, ma anche te Matteo, perché tu sei anche uno che si occupa del giovanile, se noi non impariamo a dare audience a queste cose qua, perdiamo il treno. Perché mi pare che tu abbia un problema serio, hai fatto tutto per accogliere nella tua società dei ragazzini, per dare una possibilità, oltre alla scuola, di poter governare il tempo in maniera diversa, se no ce ne ritroviamo tutti rincoglioniti attaccati a un PC, e hai avuto una gran brutta sorpresa. Me la vuoi raccontare? Brevemente, insomma, prenditi il tempo che ti è necessario. Sì, diciamo che è stata più una fase forse di inesperienza, perché noi nasciamo proprio come gruppo, come amatori. Questo è un sogno che noi quando siamo partiti poi volevamo. vedo Papergraph, ci lavora mio fratello, quindi garantisco. Ah sì, quindi questo era proprio, noi quando siamo nati ci siamo detti abbiamo 2 sogni da poter sviluppare in questi arco di anni: fare il settore giovanile, che è la cosa primaria che ci interessava, e portare una tappa del Giro d'Italia a Piazzola sul Brenta, visto lo scenario che ha tutto il nostro comune. Il problema, che ovviamente è questo che hai prima descritto tu, è veramente grosso, ma soprattutto ci ha deluso molto perché siamo andati con oltre 350 lettere in tutto il comprensorio vicino a Piazzola per poter recuperare l'1% di bambini, quindi sarebbero 3 ragazzi, non abbiamo chiesto 10 o 15 ragazzi, soltanto 3 per poter partire. Purtroppo non ne abbiamo tirato su neanche uno. Caro procuratore Moreno Nicoletti, io credo che ci sia una grande difficoltà oggi, che è quella proprio di far capire ai genitori che i figli o ci decidiamo a fargli praticare sport, e credo che stia diventando un'emergenza, non soltanto nazionale, ma in Italia proprio l'abbiamo oramai lasciata all'ultima posizione, no? È un'emergenza questa, perché abbiamo dei figli che non sono più capaci di interagire con i loro coetanei se non con Facebook, e con tutto il cuore io dico caldeggiamo nelle nuove tecnologie, ma stiamo veramente inficiando quello che è la moralità, è proprio il background, è proprio il contatto con la terra di questi ragazzi.
Assolutamente sì, infatti una delle priorità mie e del mio gruppo quando organizzo gli eventi sportivi, come quest'anno sia a Vicenza che a Montecchio, grazie ai sindaci e ai prefetti abbiamo riunito le scuole in tre tranche dentro il palazzetto, c'erano 400 giovani alla volta riuniti e davanti a loro c'erano Angelo Furlan, c'era Baddato, c'era Bruno Cenghiata, c'ero io, c'erano i vari personaggi del ciclismo vicentino che hanno spiegato perché fare ciclismo, perché cosa ti insegna, ti tira via dalle ore e ore al computer, socializzi, impari uno sport, cresci. Parli, fai gruppo. Parli, fai gruppo e lì abbiamo raccolto qualcosina, però anche noi abbiamo avuto problemi. Se un preside di un plesso scolastico si rifiuta di fare queste cose qua, tu dicevi basta andare dal prefetto o dal sindaco? Sì, noi partiamo alti dal prefetto e dal sindaco, giusto però. anche perché abbiamo bisogno di una struttura, abbiamo bisogno del palazzetto dello sport, abbiamo bisogno delle palestre, deve essere messo, cioè, una cosa fatta bene e bisogna passare per le vie istituzionali. Bene, cosa fatta bene sono le gare riservate alla follata e poi dopo gli elite. Esatto, mancano adesso gli junior, le donne tutte, amatori fascia 1, 2, 3, poi vediamo anche gli elite e gli under 23. Via la clip da Bolzano, prova del trofeo Triveneto di ciclocross. Grande Nino Lazzarotto, grande. Terza e penultima gara di giornata, amici sportivi, sempre da Bolzano, sempre con il centro ciclocross di Bolzano tra gli scudi. Qua vediamo la partenza più affollata con le categorie juniores, donne juniores e uomini chiaramente, amatori fascia 2, amatori fascia 3, donne open quindi, e poi dopo le donne master. Partenza a sprombattuto per quanto riguarda gli juniores, la nota un po' dolente secondo me è quella l'assenza di Pozzato, di Andrea Pozzato, che è leader di classifica. Sarebbe stato bello vederlo qua anche perché sta lottando alla grande per questo trofeo, ma noi lo vedremo sicuramente al live, se chissà che non si possa riscattare. Comunque ottimo quinto posto a Fiuggi e quindi no, mi pare all'Isole d'Elba, scusate, ottimo quinto posto insieme a un Michelino Bassani che sta sempre ritrovando una forma smagliante per i campionati italiani. Comunque Vidoni è già partito con Mattia Consolaro, Zurlo, Matteo e Taffarel Nicola. Vediamo appunto Taffarel, l'abbiamo visto in questo momento. Per quanto riguarda le donne, bene subito la Maniago Paola per quanto riguarda le master e in seguito la Torresani Lara. Donne junior, bene la Balzan, bene anche Borghesi, D'Agostin Bondavalli. Fascia 2, l'eterna scommessa, quest'anno proprio abbiamo un Giuseppin che sta cercando di rompere le uova nel paniere a Zoppas, a Dal Grande, e infatti lo vediamo già posizionato in prima posizione, in prima battuta, e abbiamo visto un Dal Grande affaticato. Oggi, per l'onore del vero, non è proprio il suo circuito. Bene comunque in fascia 3 Michele Feltre, inseguito da Fabrizio Stefani, da Ottavio Paccagnella. Oggi Mares manca, quindi ce ne faremo una ragione, lo rivedremo sicuramente all'Ives, perché anche i cicloamatori a noi ci mancano parecchio, quando non li vediamo ci preoccupiamo. Abbiamo visto Letizia Borghesi che inseguiva alla stragrande Matilde Balzan. Qua abbiamo proprio la leader delle donne della fascia amatoriale, quindi donne amatori, Maniago Paola. E intanto chi è che approfitta, grazie al fiume, di lavare la bicicletta, ma non si inquina nulla perché è soltanto fango, quindi così anche gli ambientalisti sono contenti. Bene con il dorsale numero 11, l'abbiamo visto, è Matteo Zurlo, con il dorsale numero 8 è Turner che insegue, poi dopo Rizzo, Treossi, Martinelli, Faes e Dal Sant. Queste sono il componimento un po' dei primi 10. Belle queste immagini del regista e del nostro operatore Gianni Dal Santo insieme ad Alessandra Gazzola ci fanno vedere, oltre le bellezze del circuito, le bellezze, le peripezie degli atleti, anche i luoghi importanti dove il ciclismo riesce veramente ad affascinare. Abbiamo visto con il dorsale numero 63 Sergio Mattiello, che ci ospiterà proprio all'Ives, e quindi un piccolo cadeau anche per lui, perché oltre ad essere un atleta è anche un organizzatore.
Bene la Torresani, la vediamo affaccendata in questo tipo di tratto, in questo tratto con una certa pendenza, e poi man mano gli junior, abbiamo visto Turner che è all'inseguimento di Zurlo, di Taffari, con un Vidoni, Matteo veramente leader di questa gara, una bella gara la sua, ancora con il numero 10 Dal Sante, perché cerchiamo anche di farli vedere tutti questi ragazzi, per l'impegno notevole, uno Zoppas all'inseguimento di un Giuseppin scatenato e un affaticatissimo Dal Grande, ma dietro c'è proprio Perin e Kofler, bene anche Fabrizio Tesolin che se la sta giocando tra la terza e la seconda posizione. Per quanto riguarda le donne Open, abbiamo visto Jasmine Dotti che è partita alla stragrande con Giulia Dal Pozzo all'inseguimento, ricordiamo Dotti Jasmine donna elite, mentre da Dal Pozzo insieme a De Piazza, Giglioli, Viola, Dorotea sono donne under, ma qua è una categoria open, quindi vale chi vince, quindi primo, secondo e terzo è una categoria unica, open ma unica. Per quanto riguarda invece le donne junior, bene ancora la Bolzan, la Borghesi e anche D'Agostin, eccola qua. Proprio la Borghesi, una bella pedalata la sua, anche lei abbiamo visto come di gara in gara sta riuscendo ad avere una forma sempre migliore, e quindi un complimento, vuol dire che si impegna anche durante la settimana. Oggi una gara chiaramente che predilige la muscolatura importante ma su fisici esili, e quindi non per tutti è questo percorso, e per noi è anche un momento per capire esattamente la forma delle varie atlete. Bene Sara Bondavalli, l'abbiamo vista in questo percorso con degli ostacoli e ancora con il dorsale numero 69. Si tratta di Giulia Dal Pozzo che sta inseguendo Dotti Jasmine, bene Paola Maniago, abbiamo visto ancora la Giglioli e abbiamo visto anche la Dalto Jessica. Bene, oltre alla Bondavalli, la Selva Francesca, è un piacere rivederla, pensavamo di essercela giocata, invece noi siamo molto contenti di riaverla nel mondo del ciclocross. Lei ha avuto qualche problemino, mi pare, con un piede, ma sta recuperando la stragrande di gara in gara, e quindi noi la teniamo sotto controllo e sicuramente gioiremo delle sue gesta, perché dà un significato in più a questo trofeo Triveneto organizzato dal gruppo di lavoro con in testa un certo Giacomo Salvador, che oggi non c'era. Ti vogliamo almeno vedere al live, perché quando c'è Giacomo, insomma, a noi ci pare che le gare funzionino meglio, ma è soltanto per una questione, diciamo così, è il maestro, e quindi noi tutti quanti quando lo vediamo siamo contenti, perché è quello che ci indica un po' la strada. E quindi Giacomo, fatti vivo più spesso, anzi quest'anno sei stato bravissimo, ma vieni anche al live, così ti vedremo volentieri. Ed siamo già alla conclusione. Bellissima la vittoria dello juniores Matteo Vidoni della Caprivesi, che regola così Consolaro Mattia con il dorsale numero 1, Taffarel Nicola con il 4, tra poco vedremo Zurlo Matteo con il dorsale 11, bellissima la sua gara, che regola Turner Roland, e poi Rizzo, De Reossi, Martinelli, Faes. Questa è la donna, la Jasmine Dotti, che vince sulle donne Open, su Giulia Dal Pozzo in seconda posizione, poi Del Piaz Silvia, Giglioli Viola, Dorotea al quarto. Per quanto riguarda le donne, Matilde Bolzan su Letizia Borghesi, la vediamo ottima, comunque un secondo posto di tutto riguardo a poco più di 30 secondi, con 76 D'Agostin Nicole, Bondavalli, Selva Francesca, Rocchi, Manente e Dalto Jessica. Quindi vediamo proprio un cadeau a Francesca Selva, brava, bravissima, siamo contenti di averti ancora qua. Ebbene, questo è Giuseppin che regola, pensate un po', Zoppas, un Dal Grande che arriva a quarto, primo abbiamo visto subito dopo Zoppas Tesolin, e questa è la vittoria di Michele Feltre. Un cadeau a Mattiello Sergi, intanto vediamo ancora la Paola Maniago che vince, un cadeau a Mattiello che sarà colui che prende il testimone al live, quindi l'appuntamento è per settimana prossima. Queste sono le maglie di capo classifica, Vidoni. Adesso vediamo le altre capo classifica. In questo momento abbiamo visto per quanto riguarda le donne la Bolzan, e poi man mano via tutte le altre maglie. Adesso le interviste di rito con una Maniago oramai, chiaro, lei è dall'alto, le ha vinte tutte fino adesso, un Giuseppin in maglia con un attapirato Flavio Zoppas, e questo è Feltre Michele, sempre più leader. E adesso le interviste. Vidoni, insomma, si approfitta un po' delle concomitanze, però tu hai una buona gamba.
Sì, oggi è stata molto dura, ho approfittato che si erano bloccati nel single track e sono partito via, ho messo tutta e ho vinto. Gara da spingere molto. Sì, era sempre da rilanciare, qua sempre spingere, era un po' lì degli ostacoli, un po' pericolosa, però infine ce l'ho fatta, dai. Sergio, hai a che fare con due cagnacci, però insomma ogni tanto ci metti il muso davanti. Ma sì, oggi è andata bene, dai, abbiamo fatto tutta la gara vicini, però all'ultimo giro sono riuscito a prendere quei pochi secondi che mi sono bastati per arrivare. Insomma, una posizione che ti consente almeno di vestire in questa tappa la maglia. Sì, sono molto contenta perché è la prima volta che indosso anche questa maglia, è una soddisfazione personale. E vabbè, ho avuto un po' di sfortuna perché sono caduta 2 volte, mi è caduta 2 volte la catena, però sono contenta che la mia compagna di squadra ha vinto. È andata bene, anche perché non me l'aspettavo neanche in gara, perché fino all'ultimo sono stata sempre seconda, all'ultimo giro sono riuscita a rimontare. Quindi. Complimenti. Grazie. Quest'anno ho iniziato abbastanza bene perché ho iniziato quest'anno col cross, che quest'estate ho corso poco. Sono contenta perché sono partita abbastanza bene. Da dov'è che arrivi? Da Reggio Emilia. Quindi tanta strada. Sì, sì. È ben organizzato questo trofeo. Sì, sì, è molto bello, ci sono bei percorsi e mi piacciono queste gare. Ultima gara di giornata, vediamo subito un bel primo piano su questo cielo terzo di Laverda, e adesso vediamo anche Carmine Del Riccio, partenza categoria Open e quindi Elite e Under e fascia 1. Bel primo piano, questo dedicato da Gianni Dal Santo a Carraro Tiziano e partiti tutti con un Paccagnella già in pole position a dettare il ritmo e la regola della gara, partiti anche gli Elite con una trentina di secondi di ritardo rispetto agli Open, e vediamo qua Carmine Del Riccio che oggi può approfittare della mancanza, dell'assenza di Vogrig e quindi poter mettere un bel punto in più, qualche punto in più per poter indossare la casacca del trofeo Triveneto, e quindi una casacca molto ambita. Già là davanti abbiamo visto Paccagnella andare via su Vader Maximilian del KTM Protec, mentre per quanto riguarda la fascia 1 abbiamo un Carmine Del Riccio che sta già sbaragliandosi di tutti i suoi concorrenti e ha creato già un gap importante. Qua abbiamo visto Segat Simone su Paccagnella Thomas con il dorsale numero 1 Moletta Simone, poi vedremo ancora con il 7 vediamo Giglioli, con l'8 Bettiol, con il 12 Giuliani Giovanni Francesco, e man mano tutti quanti, qua è Carmine Del Riccio seguito da un Maidomo Laverda, il quale deve stare a ruota finché può di Carmine Del Riccio, ma l'abbiamo detto, Carmine è veramente un talento incredibile. Immagine questa che bacerei Gianni Dal Santo, immagini poetiche, e tanto vediamo che Vader sopravanza Paccagnella, il quale sta un po' a ruota, ma lo vediamo è molto tranquillo. È ancora bella la gara del dorsale numero 5 Simone Segat, che è lì, che incombe. Ricordiamo Segat è un under insieme a Molinari, Moletta e Barattin. Alessio, fratello di Mirko, che fa parte del gruppo di lavoro del trofeo Triveneto, è lì che se la sta giocando con i primi. Qua vediamo alcuni caschi abbandonati di qualcuno che ha rotto la bicicletta e ha depositato là l'MLM la sua roba, e intanto vediamo questa bella tornata con il numero 16 Carraro Tiziano e con Vader che è sempre lì davanti a Paccagnella, con un Paccagnella che comunque insegue, e in questo caso vediamo invece davanti a tutti, seguito da Laverda, proprio Carmine Del Riccio. Abbiamo detto un percorso completamente diverso da Villa Lagarina, vediamo come fanno fatica anche a rilanciare alcuni corridori, dove invece altri riescono a prendersi qualche momento di vantaggio, come in questo caso. Vediamo stupefacente la pedalata e la guida di Paccagnella, l'abbiamo detto un talento, lui sa rilanciare, e guardiamo come riesce anche a guadagnare rispetto a Vader Maximilian, il quale insomma non è l'ultimo arrivato, è un ottimo corridore, il corridore del portacolori della KTM Protec, ma Paccagnella quest'anno sta veramente facendo brillare gli occhi, e tante volte dicono vai, ma non ci sono non c'è il corrispettivo, e intanto c'è lui, e lui è un elite, quindi il corrispettivo è lui. Se vince qua vuol dire che è il più forte di tutti, punto. E poi dopo andremo a raccontare altre cronache quando ci saranno tutti quanti gli elite, e andremo a commentare chi vincerà e gli diremo bravo chi vincerà. Oggi il bravo è Paccagnella, che sta facendo una gara esemplare, insieme a lui bene non soltanto, anche Carraro Segat e lo stesso
Vader, e qua vediamo un Laverda che ha perso un po' il contatto con Carmine Del Riccio, ma questo lo si sapeva un po'. Va bene Kogler, Perin, Laverda, De Bastiani, Lorenzon Caldart, Santa Croce, Bellomo, Cesca, Mauricio, Magioni e Garbuglio. Questi sono tutti quanti gli atleti della fascia 1. Bella ancora questo momento di gara con un Paccagnella, lo vediamo che quasi tocca con il ginocchio il terreno. Ed è sempre bello vedere Paccagnella guidare, andare in bicicletta. Bella la gara anche di Laverda, si sta comportando bene con uno scatenato Carmine Del Riccio, che me lo danno a questo punto in quarta posizione assoluta. Pensate, un fascia 1, un amatore che è lì che incombe da vicinissimo con i talenti di questo trofeo e di questa categoria. Bene ancora Perin, abbiamo visto anche Laverda, abbiamo rivisto anche Kogler Luca, e qua ancora Paccagnella inseguito da Vader, il quale mi pare abbia un problema grosso. Deve aver rotto, anzi ha rotto sicuramente la pedivella, non credo, proprio la ruota libera. Infatti va a scatti ed è costretto al ritiro il fortissimo ragazzo della KTM Protec, che ci stava dando un significato, un senso alla gara, essendo l'unico che poteva tenere testa a Paccagnella, che a questo punto trova davanti a sé un'autostrada. Mai dire mai, nel ciclocross si sa, fin quando non si taglia il traguardo non è detta di averla portata a casa. Però a questo punto Carmine Del Riccio è secondo assoluto, Segat è terzo, quindi garona assoluta di Carmine Del Riccio, gara eccezionale di Paccagnella, purtroppo uno sfortunato Vader Maximilian che deve mollare perché ha rotto il mezzo meccanico. E queste sono le cose del ciclocross, insomma, croce e delizia, bellezza e anche a volte un po' di sfiga. Pazienza, però bene, ci ha fatto una ottima impressione il portacolori della KTM Protec, Vader Maximilian. Ancora con questa gara abbiamo visto dalle immagini ancora Kogler con il dorsale 21 Perin Simone alla caccia di una improbabile prima posizione, ma sicuramente per giocarsi almeno la maglia del secondo classificato. Bella la pedalata di Thomas Paccagnella, e guardate che cosa vi offriamo, che immagini dall'arrivo, immagini veramente preziose, i colori dell'autunno, i colori più belli dell'anno. Bella questa visualizzazione, siamo già nelle fasi conclusive. Dall'alto la telecamera mi va a inquadrare proprio uno scatenatissimo Paccagnella che va a vincere e a convincere soprattutto tutti gli appassionati come me, che in lui veramente vedono un idolo, perché è grande. Paccagnella ci sta facendo veramente brillare gli occhi. Subito dietro di lui a Paccagnella arriva Tiziano Carraro in seconda posizione e Simone Segat, raccolto dall'alto della telecamera di Alessandra Gazzola, va in terza posizione. Chiaramente il secondo assoluto è questo signore qua, primo della fascia 1, Carmine Del Riccio, che regola alla stragrande Luca Kogler e Perin Simone, che ha fatto un garone. Ecco le maglie di leader, con un Paccagnella esageratamente immenso, con un Carmine Del Riccio esageratamente immenso. Adesso le interviste. Sì, uno ci prova, piaceva sognare oggi, però sapevo che comunque non era alla portata, poi il circuito è cambiato, molto più veloce, quindi su quelle velocità si fa poco, c'è poco da recuperare. Complimenti a Thomas, gran garone, ho visto che hanno battagliato lui e Max, poi alla fine magari un po' l'esperienza, un po' la smaliziata. Lui mi fa la cronaca, Pacca, è uno puntuale, ha avuto anche il tempo di capire esattamente quello che succedeva, dove c'è da guidare è inequivocabile, te non hai padroni, insomma, vai come un siluro. No, mi trovavo bene oggi su questo percorso. Vader con la mountain bike era un po' favorito sui tratti bassi del percorso, infatti era abbastanza tattica all'inizio della gara, poi ho attaccato, in quel momento lui ha rotto la bici e quindi poi ho tirato dritto per non farmi prendere da Carmine, perché aveva un gran ritmo oggi. All'inizio ho provato per 2 giri e sono riuscito anche a stare con Paccagnella, ma dopo il ritmo era elevato, allora era meglio gestire la mia gara per la vittoria di categoria e controllare dietro. Riesci a rubare il mestiere un po' guardandoli? Ma riesci a vedere le traiettorie, quelle migliori, come entrare nelle curve, e pian pianino
qualcosa impari per la prossima gara. Complimenti. Grazie. Grazie a voi ragazzi.
C'è poco mercato e quindi alla fine c'è poco sviluppo. Lo sviluppo è stato soprattutto nei materiali più importanti che possono essere le ruote e le gomme, ma poi la componentistica che si usa nella bicicletta da corsa si usa anche nella Però io, bici siccome sono un da positivo, ciclocross. hai ragione, però vuol dire che sono grandi margini di crescita. Sì, Anche. il problema è Volendo. come si dice, le piste ciclabili non ci sono in Italia ma ci sono all'estero. Il nostro ciclocross purtroppo ha grosse difficoltà. Quando andiamo a confrontarci nei paesi, quando io seguivo Enrico Franzoi, che ho fatto 2 campionati del mondo con la nazionale con lui, quando te vai in giro per il mondo vedi il vero ciclocross. Noi abbiamo una realtà molto diversa, c'è da rispettare gli organizzatori, anzi averne di questi organizzatori, di averne di questi atleti, però ci manca ancora qualcosa per essere all'altezza, ci manca Cosa ancora manca qualcosa. il ciclista professionista, uno tra tutti, quelli che tu hai, diciamo così, nelle tue larghe braccia, da poter fare anche un po' di ciclocross, anche una volta era Chiappucci, faceva la sua comparsa, riempiva un po' gli sterrati. La risposta è anche facile, stanno ancora correndo. Sì, per adesso si allarga la stagione Dubai. Stanno ancora correndo adesso, sono in Cina, in Thailandia. Sì, in Cina. So che il corridore mio che ha corso di più ha fatto 100 corse. Troppe. Sono tantissime. Sì, però credo che sia una mia impressione. Stiamo perdendo l'appeal più prossimo con noi stessi, con l'Italia. Cioè, nel senso, capisco che sono circuiti, poi bisogna anche far cassa, però stiamo disperdendo proprio la nostra intimità in questo caso. È vero che si va a Dubai, ci sono nuovi mercati, però stiamo un po' svendendo l'anima secondo il mio punto di vista. Sì, diciamo che adesso siamo soggetti ai grandi marchi, ai grandi factory, dove si riuniscono, dove dicono ok, ne prendo una su tutto, Merida produce biciclette ma comprende 20 aziende che producono biciclette con nomi diversi e c'è bisogno che a questo periodo qua si vada in Cina, si vada in Thailandia. Sì. Tinko fa bisogno per la banca di andare... Voglio dire a questi fenomeni, che sono dei fenomeni per carità, che comunque chi tira il carretto sono sempre quelli là. Sì Nicola, ma tesoro mio, se in Italia tutte le gare che avevamo sono sparite quelle sparite. 4 gare che abbiamo mandato in onda noi, non è perché erano 4, ma è perché quelle sono. Sì. Cioè è Adriano Amici è rimasto, oltre Ilenia ha ragione. Io adesso sto provando a far risuscitare una corsa qua in Veneto. Vediamo. Ma mi piacerebbe prendere in mano il Giro del Veneto, però farlo come ho fatto le tappe, come sto facendo il mondiale, con cognizione di causa, cioè pagando i rimborsi spese. Noi siamo con te. Facendo tutto. Io sono con te, sempre, sì. La regione per adesso è con me perché devo fare un ringraziamento, magari non è... Il ciclismo in Veneto è tanto merito anche di questa regione che noi abbiamo, della regione Veneto, nella persona di Zaia, perché quando siamo andati a chiedere per la candidatura del Veneto non ha battuto ciglio. Ricordiamo che le tappe al Giro, alcune, non tutte, ma le paga la regione e noi siamo fortunati perché adesso proviamo a far risuscitare sto Giro del Veneto. Sarebbe una buona cosa. Io invece voglio fare gli auguri a Matteo Varini, perché ti che è una bella faccia. Lanciamo qualcosa, ma allora Matteo voleva fare sta squadra di esordienti, non è andata in porto, però sti benedetti presenti che ci guardano dalle squadre dei giovanissimi, non fate, cioè insomma, se non avete la possibilità di andare avanti a fare gli esordienti, c'è qua una bella realtà. E potrebbero veramente portare insomma, a casare delle persone e io vi auguro che qualche mamma e qualche genitore, ma anche qualche maestra, possa vedere questa trasmissione e pensare che a Piazzola sul Brenta c'è gente che ha voglia di investire su quello che dovrebbero investire i genitori. No? I genitori ormai, purtroppo, i genitori possono fare soltanto mica tutte le ore alla giornata, o vanno all'asilo nido, poi vanno a scuola, insomma, ma quando se li prendono in carico dei dirigenti seri come siete voi, e insomma, benedetti il Signore che ce ne sono ancora, perché quando non ci sarete più voi voglio andare a vedere a ridere. Beh, ma sicuramente non molliamo così, perché crediamo in quello che stiamo facendo e siamo convinti che dall'anno prossimo sicuramente faremo qualcosa. Te lo auguriamo, io ti ringrazio, sai Matteo, anche Moreno, lo ringrazio tantissimo, spero che tu possa venire ancora. Enrico Pengo, auguri per la tua cosa, che Dio ti accompagni, perché questa è una causa giusta e io voglio dire quando una causa è giusta, punto. Grazie Ilenia. Grazie a voi. Ci vediamo settimana prossima. Ci vediamo la settimana prossima con Lives. Va bene, bye bye anche a te.
Scratch vi è stata offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man.